qua finisce la speranza delle palermitane oneste. Ah, signore me! All'indomani del massacro una mano anonima scrisse: qui è morta la speranza dei palermitani onesti. Fu il primo segnale, il primo moto di rivolta delle coscienze dei cittadini, della società civile che 10 anni dopo, con le stragi Falcone e Borsellino, raggiunsero il picco più alto. Non sappiamo davvero se quella tragica sera di venerdì 3 settembre 1982 a Palermo, in via Isidoro Carini, morì la speranza degli onesti. Di certo quella sera la mafia chiuse i conti con Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto per 100 giorni. Alle 21:15 il comando entrò in azione, uccidendo anche la moglie Manuela Setti Carraro e l'agente di polizia Domenico Russo. Mandanti ed alcuni esecutori del massacro sono stati condannati all'ergastolo. Un impulso alle indagini venne dato dalle dichiarazioni di 2 collaboratori di giustizia, Calogero Ganci e Francesco Paolo Anselmo, che si sono autoaccusate del delitto, indicando i nomi dei presunti complici che spararono a bordo di 2 motociclette e un'auto con 2 Kalashnikov contro la 112 del generale condotta dalla moglie. Dalla Chiesa giunse a Palermo all'indomani dell'omicidio di Pio La Torre. Chiese con forza poteri speciali che non ebbe mai. Non sono qui a Palermo, disse, a firmare patenti. 100 giorni appena durò la sua missione, pochi ma sufficienti perché partisse la stagione delle inchieste scottanti, che da un lato portarono a svelare intrecci tra mafia, politica e affari, e dall'altro alla nascita e allo sviluppo di una coscienza civile che tanto ruolo ha avuto nel rompere il dominio della cultura mafiosa. Nei suoi 100 giorni a Palermo Dalla Chiesa avviò incontro con i giovani, con gli studenti, andò a parlargli agli operai dei cantieri navali di legalità e di antimafia. Tutto finì il 3 settembre dell'82. Famoso l'anatema pronunciato ai suoi funerali dal cardinale Salvatore Pappalardo. Mentre Roma discute, Palermo è espugnata.